Grazie. In Veneto il voto ha avuto degli aspetti davvero clamorosi. A Vicenza, per esempio, le forze autonomiste complessivamente sono intorno al 30%. La Democrazia Cristiana perde il 13%. Il Gazzettino oggi è uscito con questa prima pagina: terremoto politico. Veneto, confermata la crisi della Democrazia Cristiana, giù i socialisti, clamorosa affermazione della Lega di Rocchetta, oltre il 16%. E qui con noi il direttore del Gazzettino. Si conferma, il Veneto è un caso nazionale? Beh sì, perché praticamente sommando la Lega di Rocchetta, la Lega di Rigo e a tutta una polverizzazione di altre leghe tipo Beggiato eccetera, noi possiamo fare questo conto: un Veneto su 4 ha votato per liste autonomiste. Ecco, però mi sembra di veder volteggiare molti corvi e sento tante Cassandre. In realtà non mi stupisco assolutamente di nulla, perché il rancore, come lo aveva già chiamato il Censis qualche anno fa, qui trova una delle zone che lo sentono in maniera più acuta. Questa era una roccaforte democristiana. Questi certo, voti sono il Veneto bianco, Vicenza era la canonica d'Italia, e qui è cambiato tutto perché in questo territorio di economia diffusa, di piccole e medie imprese, l'economia così clientelare, parassitaria, in senso generico anti-europeo e così romana in senso centralistica, è sentita con una forza, con una violenza che è uscita tutta di colpo. Chi è sorpreso francamente non ha evidentemente la sensibilità di Partito Popolare, perché questa protesta era nell'aria ed è arrivata violentissima, e contro questo tipo di protesta non c'è che in democrazia da rispettare la lezione dei cittadini e di cominciare a far funzionare le cose, perché veniamo da una legislatura nella quale non ha funzionato nulla, né il governo, né le riforme, né nulla. Che cosa si aspettavano? Grazie Lago, direi che si può passare la linea a Roma.